Rivolgo un saluto ai componenti di questa videoconferenza intitolata Fede e Scienza che il gruppo Identitas Clara ha voluto organizzare qui nella città di Udine. Purtroppo dobbiamo operare con questi nuovi sistemi di comunicazione attraverso le videoconferenze senza avere un contatto fisico con le persone a causa dell'epidemia del coronavirus che purtroppo ha colpito anche qui il nostro Friuli. Il tema è molto interessante perché già l'anno scorso abbiamo parlato di identità, quest'anno parliamo di fede e scienza. Come friulano è un tema che ha formato un po' l'identità del popolo friulano. Perché dico questo? Perché ad esempio la chiesa di Aquileia, che è stata l'elemento fondamentale per dare unità e identità al popolo friulano, è partita proprio da un'esperienza di fede, l'esperienza della fede cristiana, che in Aquileia ha avuto un momento di grande diffusione, di grande elaborazione. Ricordo il concilio, ricordo il sisma dei 3 capitoli, ricordo momenti molto importanti che hanno visto nell'Alto Medioevo proprio una presenza molto forte e determinante qui nel nostro Friuli per quanto riguarda la diffusione della fede cristiana. Quindi è un tema importante. Io sono convinto che i relatori, molti illustri che partecipano a questo convegno, daranno un contributo fondamentale per continuare e approfondire un dibattito che in una società sempre più materialista sta dimenticando un po' quelli che sono gli elementi fondanti del nostro vivere, e cioè la fede che certo si lega anche alla scienza, ma che non può essere slegata, non può essere avulsa di quello che è un rapporto fondamentale, ripeto, tra un messaggio di speranza come la fede e cose più oggettive che provengono invece da esperienze e sperimentazioni scientifiche. Quindi grazie ad Emanuele Franz che ha voluto organizzare questo incontro, anche se in emergenza, in situazioni molto particolari come questi messaggi video. Quindi auguri a tutti e benvenuti nella città di Udine per quanto riguarda la vostra presenza via etere con i vostri messaggi e soprattutto con i vostri contributi culturali per questo convegno che continua qualcosa di importante che il gruppo Identitas ha voluto e che vede il nostro Friuli protagonista anche in questo anno 2020.